con la terza edizione del concorso ippico internazionale Città di Torino. La parola a Claudio Icardi. Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Il centro polifunzionale del Lingotto ospita la terza edizione del concorso ippico internazionale Città di Torino, una competizione indoor corroborata dall'adesione di cavalieri provenienti da 12 paesi. La 3 giorni di gare ha attirato un pubblico molto numeroso e fa ben sperare per il rilancio dell'equitazione in una regione come il Piemonte che storicamente ha sempre coltivato una passione sincera per il cavallo. La prova più attesa è certamente il Gran Premio, articolato in 2 manche. Nella prima 24 binomi al via, 7 qualificati per la seconda, tutti con percorso netto. Le immagini si riferiscono proprio ai Magnifici 7. Il secondo percorso si apre con il maresciallo Stefano Nogara in sella a Simply Red. Non si sono qualificati atleti illustri come Natale Chiaudani, il tedesco Dreher, giudicato comunque miglior cavaliere del concorso, e Giorgio Nuti, che paga l'inesperienza di un ancora acerbo anche se qualitativo Latin Lover. Le immagini dunque si riferiscono a Stefano Nogara e al suo Simply Red, senza errori nella prima manche. Diamo un'occhiata anche al percorso ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. La lunghezza del tracciato è di 400 metri, il tempo massimo di 64 secondi, il tempo limite di 128 secondi. 8 ostacoli per 10 salti, sono previste 2 combinazioni, 2 gabbie. Alla conclusione Stefano Nogara, che avete visto ha perso anche il cap, un solo errore, 4 penalità ed è già in campo in sella Lianos Gianni Govoni. Vi dicevo del percorso, si parte con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,20, poi un verticale di barriera su muro 1,40 m, quindi l'Oxer Carré 1,40 per 1,40, poi ancora un passaggio di sentiero bianco 1,40 per 1,60. La prima delle 2 combinazioni, l'elemento d'ingresso, è un arginello con barriera 1,40 m, poi un passaggio di sentiero in uscita 1,40 per 1,50, un altro largo, il numero 8, 1,40 per 1,60, quindi il verticale rustico su fosso 1,40 m. L'ultima gabbia, l'elemento d'ingresso è un Oxer Carré 1,40 per 1,40, quindi il verticale di barriera è 1,40 m. La luce tra il primo e il secondo elemento è di 7,40 metri. Gianni Govoni con Lianos si è disunito in questa seconda manche, 3 errori agli ostacoli, 12 penalità per questo binomio, mentre è in campo Manuela Bedini in sella a Desiré di San Benedetto. Manuela Bedini, giudicata miglior amazzone in questo concorso torinese, è nata nel 69 nel Canton Ticino, ha debuttato in gara alla fine degli studi della scuola media inferiore, è stata campionessa italiana, un successo ottenuto alla Bagnaia, molto affiatata con Desiré di San Benedetto, percorso netto nella prima manche, 4 penalità nella seconda, dunque non ci sono ancora binomi che non abbiano commesso errori nei 2 percorsi. Ora per la Germania Sascha Kainz su Pullman, un cavallo grigio di 11 anni, un percorso che presenta qualche insidia soprattutto nelle 2 combinazioni che hanno costituito fino a questo momento il momento della selezione. Vi dicevo della grande tradizione equestre del Piemonte e vi ricordo che nel 1884 al Valentino si è disputato il primo concorso ippico della storia italiana. Per quanto riguarda il settore del dressage è stato commovente l'addio al pubblico di Sonny Boy,
un'esibizione per questo cavallo ormai in pensione di 21 anni che ha raccolto il record non facilmente conseguibile di 3 partecipazioni olimpiche, sempre con Daria Fantoni. Intanto ha concluso la sua prova Sascha Kainz su pullman, 4 penalità. Ora Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò, un grigio di 17 anni ben portati. Potrebbe essere il testimonial di un prodotto anti-invecchiamento, questo fantastico Duganò che ormai Filippo Moyerson sta centellinando nei suoi sforzi, ancora estremamente competitivo, ma naturalmente la sua attività deve essere ridotta anche in considerazione dell'età e delle tante battaglie sostenute da questo saltatore esemplare che non ha commesso errori al primo giro e si sta comportando altrettanto bene in questa seconda manche. Va a concludere il suo percorso Filippo Moyerson con Duganò, anche questa volta molto diligenti. È il primo doppio netto, dunque si qualifica per l'eventuale barrage. E ora in campo per la Svizzera Paul Esterman su Glasgow W, un bel sauro. Si tratta di uno dei binomi favoriti per la vittoria. Paul Esterman è nato nel giugno del 1963, vive a Traselinghe e si presenta a questo appuntamento torinese con fondate ambizioni di piazzamento. Per ora il suo avversario principe è il binomio costituito da Filippo Moyerson e Loro Piana Duganò. Vi dicevo che Filippo, recentemente padre, deve cominciare a pensare alla sostituzione del suo vecchio campione, gli sta dando tante soddisfazioni ei delle folle. Intanto si avrà il barrage perché non ha commesso errori Glasgow con in sella Paul Esterman, dunque i primi 2 netti in questa seconda manche, quello di Filippo Moyerson in sella a Loro Piana Duganò e quello dello svizzero Paul Esterman con Glasgow W. Ora l'ultimo binomio della seconda manche per l'Austria, Peter Zobel-Wesley su Extreme, tenta l'inserimento in un barrage a 3, una cosa possibile dal momento che questo binomio se l'è cavata egregiamente nella prima manche e non ha commesso ancora errori. Superato anche il passaggio di sentiero, ora si piega a mano destra per affrontare l'ultima combinazione, la gabbia, bene sul largo, bene anche sul verticale, e dunque avremo un barrage a 3. È il terzo doppio netto della giornata. È già in campo per il barrage Filippo Moyerson con Loro Piana Duganò. Fondamentale ora anche il tempo impiegato, perché in caso di ulteriore parità di penalità agli ostacoli classificherà il tempo e è facile intuire l'aumento del ritmo. Vedete ora Duganò ha sveltito la cadenza, sollecitato da Filippo Moyerson, che oltretutto è il primo cavaliere a entrare in campo, dunque non ha punti di riferimento rispetto agli avversari, deve pigiare sull'acceleratore per quanto riguarda il tracciato di questo barrage. Uliano Vezzani ha predisposto 7 ostacoli per 8 salti, rimane una gabbia, si parte con un Oxer Carré, 1,30 per 1,40, ultimo ostacolo per Filippo Moyerson e per Duganò, erano velocissimi 38 e 68, ma c'è un errore, dunque 4 penalità. Il secondo ostacolo è rappresentato dalle barriere su cancello 1,40, poi un verticale di barriere 1,45, quindi l'arginello con barriera 1,50, un passaggio di sentiero 1,40 per 1,60, un verticale rustico su fosso 1,45 e poi la gabbia, che rimane una costante di questo percorso, l'Oxer Carré in entrata, il verticale di barriera in uscita, che è costato caro a un velocissimo Filippo Moyerson. Dunque in campo per la Svizzera Paul Esterman su Glasgow, può permettersi un'andatura
più moderata, avendo come punto di riferimento l'errore commesso da Moyerson. Duganò velocissimo 38,68, è molto più lento Glasgow, che però non ha ancora commesso errori. Da una parte conta la precisione, l'affidabilità sugli ostacoli, dall'altra è molto importante per l'aggiudicazione dei primi posti, per la classifica conclusiva, il cronometro. Dunque ultimi 2 salti per il binomio elvetico, non ci sono errori, dunque passa al comando della graduatoria provvisoria Paul Esterman, percorso netto al barrage in 46,37. L'unico binomio che può togliere il successo a Paul Esterman e Glasgow è quello formato da Extreme, in sella Peter Zobel-Wesley. Da battere il 46,37 di Paul Esterman senza commettere errori. Vi ricordo che Torino sta vivendo un momento di grande entusiasmo per quanto riguarda l'ambiente degli sport equestri, ed è prevista una candidatura per ospitare una tappa di Coppa del Mondo nel 1999. L'Italia ha già a disposizione una tappa della World Cup. Questa si disputerà a fine febbraio a Bologna. Intanto seguiamo l'andatura di Peter Zobel-Wesley, che cerca di far meglio rispetto al 46,37 di Paul Esterman con il suo Extreme. Prende anche qualche rischio, finora è netto il suo percorso. Dunque, come spesso accade in questo tipo di competizioni, ci si gioca tutto proprio nell'ordine di una penalità, e c'è l'errore proprio all'ultimo ostacolo. Peccato, perché Peter Zobel-Wesley era stato più veloce rispetto a Paul Esterman. Senza quell'errore si sarebbe aggiudicato la gara. Il più veloce era stato comunque Filippo Moyerson. Vince dunque Paul Esterman in sella a Glasgow W. Cerimonia di premiazione, ecco la classifica definitiva. Primo posto per Paul Esterman, Svizzera, Glasgow. In seconda posizione Loro Piana, Duganò, Filippo Moyerson. In terza Peter Zobel-Wesley Extreme, quindi Sasha Kainz su Pullman, Manuela Bedini con Desiree di San Benedetto e il maresciallo Stefano Nogara con Simply Red. È tutto per il concorso ippico internazionale città di Torino. Restituisco la linea allo studio. Ci avviamo alla chiusura, prima una notizia.